Buongiorno a tutti. Vi sono grata per la vostra ospitalità e per il tempo che ora dedicherete per conoscere Amobaldo Garda, un ente del terzo settore dedicato alla memoria di Michi De Beni e del professor Gianfranco Maffezzoli. Mi presento, sono Daniela Zanetti, da 21 anni socia, volontaria e membro del consiglio direttivo. Noi pratichiamo le cure palliative, che sono le cure che vogliono sollevare dal dolore il nostro paziente. Quando il malato viene definito dalla medicina tradizionale, che mira alla guarigione, non più curabile, non più guaribile, per noi invece il paziente è ancora curabile e quindi interveniamo con queste cure palliative per aiutarlo e per dargli del tempo per accomiatarsi, per salutare i propri cari, e lo facciamo nelle loro abitazioni, perché è il posto dove la maggior parte dei pazienti desidera stare. La vostra presenza qui oggi è fondamentale ed è molto utile, perché quello che noi svolgiamo, che le attività che svolgiamo, che eroghiamo, è del tutto gratuita per i pazienti e per le famiglie, e quindi il vostro sostegno come Federazione Alberghi, Albergatori e Giovani Albergatori è molto molto importante. Vi ringraziamo tanto di questo, e se devo trovare un termine che unisce la nostra attività con quella che voi giovani svolgete, credo che il termine giusto sia l'accoglienza.